L'ex ministro Angelino Alfano, attuale presidente della fondazione dedicata ad Alcide De Gasperi, uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, è stato ieri a Ravanusa, invitato dal primo cittadino Carmelo D'Angelo per la scopertura di un busto bronzeo dedicato proprio ad Alcide De Gasperi. La statua è stata realizzata dallo scultore cittadino Rocco Carlisi, che aveva già eseguito quella dedicata all'ex ministro Salvatore Lauricella, anche lui di Ravanusa. Tante le persone provenienti da diverse parti della Sicilia presenti all'evento e che ha visto anche la partecipazione di numerosi sindaci dell'Indal, tra questi l'onorevole Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, il vice sindaco di Palma di Montechiaro Lovasco, il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, il presidente del consorzio universitario Nene Mangiacavallo. Doveva essere presente anche l'onorevole Calogero Vannino, ma un recente lutto in famiglia con la perdita del fratello Roberto non lo ha consentito. La cerimonia è proseguita poi con una tavola rotonda alla presenza sempre del ministro Alfano, di Enzo Di Natali, del sindaco Adangelo, per discutere e commentare il libro di Calogero Pumiglia, sempre sulla storia della Democrazia Cristiana, scritto in tandem con Vito Riggio, e la prefazione dell'onorevole Mannino, Speranza e declino della Sicilia degli anni '80, dove si è analizzato anche il controverso rapporto tra la DC e la mafia, e grazie proprio al congresso di Agrigento, che vide l'estromissione di Gian Cimino dal partito della Democrazia Cristiana. Un momento importante che ricorda un grande Presidente del Consiglio, un padre della Repubblica, un padre dell'Unione Europea, e averlo voluto oggi qui nella piazza principale di Ravanusa è un momento per ricordare alle future generazioni che è stato Alcide De Gasperi. Tra l'altro c'è anche la presentazione di un libro che parla proprio di De Gasperi, dell'onorevole Pumiglia. Sì, presenteremo il libro che parla della Democrazia Cristiana, abbiamo anche il Presidente della Fondazione, l'onorevole Alfano, una data importante per la nostra comunità. Ringrazio il Sindaco che mi ha fatto un doppio regalo, il primo di tornare a Ravanusa e il secondo di partecipare alla scopertura di questo busto bronzeo che testimonia innanzitutto il fatto che un sindaco accorto sa bene che non esiste futuro senza memoria. Un albero può crescere molto in alto se ha radici profonde, e allora riscoprire le radici del nostro paese significa far sì che l'albero del nostro paese possa arrivare sempre più in alto. Se l'Italia è quello che è oggi lo deve al presidente Alcide De Gasperi. Il 18 aprile di 75 anni fa ci fu una grande vittoria, che fu la vittoria del presidente Alcide De Gasperi e della Democrazia Cristiana contro il fronte popolare, e in quel momento la scelta non era la scelta di un governo, ma era la scelta tra libertà e oppressione, tra democrazia e dittatura, tra Occidente e Oriente, tra libertà di pensiero, di mercato, di parola, di credo e tutto ciò che ne rappresenta il suo contrario. Il 18 aprile di 75 anni fa vinse il presidente De Gasperi con la Democrazia Cristiana, ma benché prese la maggioranza assoluta decise di comporre una coalizione perché ebbe spirito unitario, dicendo: l'Italia non si governa da soli. Ci accingiamo, oggi è il 21 aprile, ci accingiamo al 25 aprile, alla festa della liberazione. Come Fondazione De Gasperi abbiamo promosso per giorno 24 pomeriggio la deposizione di una corona d'alloro al monumento del Manzù, che è il monumento funebre, la tomba del presidente De Gasperi a Roma in San Lorenzo fuori le mura, per ricordare un qualcosa che gli italiani spesso non ricordano, e cioè che la festa della liberazione fu istituita nel 1946 dal presidente Alcide De Gasperi, mandò la bozza al re Umberto, il quale promulgò. E allora, quando la cronaca sembra dividere il paese, occorre approvvigionarsi alla storia per recuperare la misura e il senso dell'unità. Ecco, a cosa si è ispirato? Ci racconti qualcosa in merito a questa statua? Diciamo che è stata, quando mi ha chiesto Carmelo D'Angelo di intervenire su questo lavoro qua, è stata una grossa responsabilità, perché da una ricerca che si era fatta poche statue ci sono in giro di questo personaggio De Gasperi, e quindi la responsabilità è stata grande, e quindi anche l'impegno di conseguenza è stato grandissimo. Qualche notizia tecnica su come è stata realizzata la squadra e il materiale? È una scultura in bronzo in cera persa,
è stato modellato interamente attraverso una serie di fotografie che mi sono pervenute sia dalla fondazione sia dal committente. Anche l'onorevole Pumiglia presente a questa manifestazione, integrata tra l'altro anche dalla presentazione del suo libro. L'onorevole Alfano ha ricordato due cose di De Gasperi: la vittoria del 18 aprile del 1948 e l'iniziativa che ha avuto per la istituzione della festa del 25 aprile, quella festa che ricorda la vittoria sul nazifascismo e la sconfitta della dittatura. E deve essere un evento di tutti, un evento unitario, perché su quell'evento è fondata la nostra Costituzione. Sono lieto quindi di aver partecipato a questa iniziativa e di presentare adesso uno dei miei libri, l'ultimo, che è scritto insieme a Vito Riggio e nel quale io tratto della storia del rapporto tra la mafia e la democrazia cristiana dal congresso regionale di Agrigento dell'83, quando dal partito fu cacciato Vito Ciancimino, la persona che più di tutti infestava il partito, fino alle stragi. Il sindaco Di Naro presente a questa iniziativa con l'onorevole Alfano e il sindaco di Ravanusa. La memoria va ricordata e conservata e se vogliamo costruire un futuro, e tutti ci proviamo, ci tentiamo, ma se non ci affidiamo anche alla memoria di chi ci ha preceduto, Alcide De Gasperi per noi è un faro sicuramente, non ne andremo da nessuna parte. Anche il professor Di Natali presente a questa iniziativa dedicata a De Gasperi, dopo l'introduzione della Stato oggi anche un suo commento sulla presentazione del libro dell'onorevole Pumiglia. Ricordare De Gasperi significa ricordare le radici dell'Italia, ricordare anche l'attualità di questo pensiero in un momento in cui l'Italia sta attraversando un periodo non felice. Perché? Perché si è allontanato dal pensiero di Sturzo, di De Gasperi, cioè la dottrina sociale della Chiesa che ha fatto grande l'Italia, soprattutto nel dopoguerra, è venuta meno.